Siamo arrivati. Vediamo se è libero là, se no proseguiamo di qua. Che non si vede le scie, c'è talmente tanto bianco, non vedi più le ombre. Ah. Vedo niente. Yeah. Non vedo. Ferma. Ma anche se riuscissi ad andare per di qua, mi tocca arrivare fino alla Ceresera, una bella scarpinata. Credo che farò il Candaglia e vado a fare i sentieri del Cansigno, perché sto wow. Stiamo sul ghiaccio, vediamo se riusciamo a salire. Ah, sì, un pochettino. Andiamo a vedere com'è. Troppo alta, meglio fare la strada battuta.
arriva neve negli occhi. Yeah! Non riesco a frenare. Devo scaldare i freni. Dai! Diamoci una mossa, perché poi tornare indietro sarà difficile dal sentiero O, alla fine del sentiero O, dove c'è il piano delle code. All'area parcheggio di Bus della Lum sarà lunga. Voilà. Guarda, bellissimo. Bellissimo. Yeah! Allora, meraviglia. Siamo dove è più duro, più battuto, anche scivoloso, ma si prende un po' di velocità anche se scivoloso. Questo è quello degli slippery, vero? Che abbiamo già fatto l'altra volta. Continuiamo. Poi manca poco all'ultimo sentiero. Oh, bellissimo! Che bello! Guarda la grotta!
Ecco l'abisso. Origine a sud-est del Col della Rizza. È un bel bucone questo. Bene signori, ci troviamo sulla strada forestale che porta al Candaglia dalla Crosetta, nel Pian del Cansiglio, e oggi andremo a fare il sentiero O. La parte più bassa, quella più vicino alla Crosetta, sbuca poi sul Pian delle Code con la neve, sperando di non farsi male. Dai, avanti.